essere. Un'altra giornata nera sulle strade venete lungo il passante a Mogliano, un tiro tampone un'auto, una 72enne muore sotto gli occhi del marito e della cognata. A Legnaro un 50enne perde la vita in scooter contro un altro mezzo pesante. Era partita dal Vicentino l'autocisterna che ieri ha provocato il terribile incidente di Bologna, la vittima è proprio il 42enne autista di Agugliaro, la guida del mezzo. Aperta un'inchiesta per disastro colposo, lo shock in paese. Studentessa 19enne trovata senza vita questa mattina dai genitori a Sottomarina, disposta all'autopsia per capire le cause della morte di Anna Boscoloberto. Trovato cadavere in laguna Andrea Rizzi, 50 anni, fratello di Maurizio e Massimo, uccisi dalla banda di Felice Maniero, giallo sulle cause della morte. Fanno sesso all'aperto in centro storico a Vicenza, ma vengono ripresi dalle telecamere e sanzionati con 10.000 euro a testa. Protagonisti della vicenda, due ragazzi di poco più di 20 anni. A via Jesolo la campagna dell'ULS 4, non tuffarti, non rovinarti la vita, troppi casi di incidenti drammatici per le bravate in spiaggia. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati all'edizione del Veneto dei nostri telegiornali che si apre parlando ancora una volta, registrando ancora una volta una giornata nerissima sulle strade del Veneto, in particolare la rete autostradale sul passante di Mestre oggi all'altezza di Mogliano, uno schianto che ha visto ancora una volta protagonista un camion che ha tamponato una vettura e per una famiglia originaria di Ancona non c'è stato nulla da fare, almeno per una delle componenti di questa famiglia. Ancora un tir, ancora un gigante della strada, di quelli che mettono paura in un'estate insanguinata dalle tragedie. Il camion che piomba sull'auto, lo schianto che a tutti pare un boato. Poi le immagini, tristemente simili a un film che si ripete costantemente. Tocca al passante, alle 13 circa, all'altezza di Mogliano Veneto, poco dopo il casello di Preganzioli. È qui che una Mercedes con a bordo marito, moglie e cognata, tutti e tre originari delle Marche, sta viaggiando in direzione Trieste all'altezza dello svincolo per la A27. La dinamica è ancora in corso di accertamento, ma da una prima ricostruzione l'attimo fatale sarebbe giunto nel momento in cui forse per un'indecisione l'auto ha rallentato fin quasi a fermarsi sulle strisce zebrate dello svincolo. Per il tir proveniente dall'Ungheria proprio dietro di loro è stata questione di istanti. Un impatto terribile. È la 72enne Livia Righi di Ancona, che si trova sul sedile posteriore a perdere la vita, schiacciata nell'abitacolo stritolato dal camion, che nello schianto perde anche una ruota. Muore sotto gli occhi del marito e della cognata, incastrati e feriti nei posti anteriori della vettura. L'autista del tir invece è illeso, ma sotto shock. In breve gli altri automobilisti di passaggio chiamano i soccorsi. La polizia stradale, il SUEM e i vigili del fuoco da Mestre e Treviso intervenuti con 3 mezzi, tra cui l'autogru. Senza dimenticare i 5 mezzi della società autostradale CAV, anche per gestire la coda di mezzi che in poco tempo si forma, ma che fortunatamente non supererà i 2 chilometri, facendo tornare la normalità dopo 3 ore circa. I 2 superstiti intanto vengono trasportati in ospedale d'urgenza, l'uomo fra i 2 è quello in condizioni più gravi. Nel frattempo la polizia stradale acquisisce le immagini delle telecamere dell'autostrada per accertare l'esatta dinamica della tragedia, l'ennesima in A4. Ma come dicevamo è stata un'altra giornata nera, poche ore più tardi a Padova, nel Padovano, a Legnaro, un 50enne ha perso la vita in sella allo scooter, ancora una volta contro un mezzo pesante. 5 morti in 2 giorni in bilancio da bollettino di guerra sulle strade del Padovano. L'ultima vittima in ordine di tempo poco prima delle 14 lungo la statale piovese a Legnaro, quando un 50enne, sembra si tratti di un cittadino romeno residente a Padova, è finito con il suo scooter contro un camion. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo all'uomo. Sul posto si sono precipitati i sanitari e gli agenti della polizia stradale. Dall'ospedale di Padova si è anche alzato in volo l'elicottero, che è stato fatto rientrare dopo pochi minuti. Troppo gravi le ferite riportate. Il cuore del 50enne aveva già cessato di battere. Sulla strada, nonostante la settimana d'agosto, si è formata una lunga coda di veicoli e mezzi pesanti. Per eseguire i rilievi ci sono volute infatti oltre 2 ore, tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente. Scooter e camion viaggiavano nella stessa direzione. Una scia di sangue che si allunga in questo tragico inizio del mese delle vacanze.
E poi c'è quello che tutti hanno chiamato l'inferno di Borgo Panigale, l'inferno in A14 di ieri pomeriggio, una tragedia terribile, l'esplosione, la paura lungo l'autostrada nel bolognese, che ha portato dolore e cordoglio in Veneto, perché l'autocisterna che ha provocato la terribile esplosione e l'incidente con un morto e 70 feriti era partita dal Vicentino e la vittima è una 42enne di Agugliaro. Un autista esperto con alle spalle anni di guida su mezzi particolarmente delicati come quelli che trasportano materiale infiammabile, eppure non è bastato. Le immagini agghiaccianti dell'autocisterna che si schianta senza un accenno di frenata contro il mezzo pesante davanti a lui raccontano di una tragedia dalle cause difficili da accertare. Forse un colpo di sonno, forse una distrazione, un malore. Quel che è certo è che ad Agugliaro, nel Vicentino, ieri pomeriggio è arrivata la peggiore delle telefonate a una moglie, ora sconvolta dal dolore. Andrea Anzolin, 42 anni, è l'unica vittima dell'inferno in A14, quando a Borgo Panigale è sembrato che ci fosse quasi il terremoto o un attacco terroristico. Noi abbiamo avuto la notizia un po' da internet, un po' dalla TV e poi la polizia stradale che ci ha contattato logicamente. Anzolin lavorava dal 2009 per la Loro, impresa di Lonigo specializzata nel commercio e distribuzione di carburante. Negli uffici la conferma della morte di Andrea è arrivata alle 18:30 di ieri. L'unica persona che è venuta a mancare è il nostro autista Andrea. Il bilancio tremendo parla di 70 feriti, ma nell'immane tragedia paradossalmente è quasi un miracolo che non si contino altre vittime. Una persona sempre col sorriso, sempre disponibile, sempre comunque sereno, disposto ad aiutare i colleghi, una persona squisita. A Bologna intanto stamane è giunto anche il premier Giuseppe Conte per una visita ai feriti e nel frattempo la procura aprirà un fascicolo per disastro colposo a carico di ignoti. Stiamo attendendo che prosegua l'indagine e noi ci siamo affidati al nostro avvocato. Queste le parole del titolare della ditta per la quale lavorava il povero Andrea Anzolin. E poi ovviamente, come già detto nel servizio, una notizia è arrivata subito nel paese di Agugliaro, dove tutti sono rimasti davvero senza parole. È solo il frenetico cicaleccio a riempire il grande vuoto di questa casa. Andrea non vi farà più ritorno, la moglie Barbara non c'è e forse mancherà per qualche tempo. Il loro cagnolino sembra avvertire già una mancanza. La stessa Agugliano si sente svuotata, colpita all'improvviso da un lutto che sente come familiare. Andrea Anzolin era figlio di tutta la comunità. È morto un figlio nostro e di tutta la città, tutto il nostro piccolo paese. Un paese in cui si conoscono tutti, dove è ancora forte il senso d'appartenenza. Quel ragazzo lì l'ho accompagnato a scuola col bus, anche i loro fratelli, conoscevo tutti, una famiglia seria, serissima, gente di lavoratori. Una famiglia di agricoltori, quella di Andrea, che prende presto la patente anche per i mezzi pesanti. Sarà autista a 90, poi a Lonigo. Alla Loro lavorava da quasi 10 anni. Agugliano intanto è già listata a lutto. I drappi neri hanno legato le bandiere istituzionali, che non era ancora mezzogiorno, pronte per le celebrazioni dei funerali, quando sarà lutto cittadino. Anche se il lutto ha già fatto il suo ingresso in tutte le famiglie del paese. Tutti abbiamo dei figli e sappiamo cosa sono i figli. E mi scusi, sono un po' emozionato perché direttamente o indirettamente ha toccato anche la mia famiglia. E la lunga lista delle vittime sulle strade in quest'estate maledetta passa anche da Salzano, nel veneziano, dove stanotte ha perso la vita un 49enne di Borgoricco. Stava percorrendo il centro di Salzano in sella alla sua Honda 600 quando improvvisamente ha perso il controllo della moto ed è finito fuori dalla carreggiata, impattando violentemente contro un cartello stradale. È morto sul colpo Stefano Esposito, motociclista 49enne, originario di Dolo ma da anni residente a Borgoricco, nell'Alta Padovana. La tragedia intorno alla mezzanotte all'altezza della rotonda di Via Roma, di fronte alla Coop. Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori del SUEM. Non hanno potuto far altro che constatare che Stefano se n'era andato senza soffrire. I rilievi dei carabinieri hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli nell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni è possibile che il mezzo viaggiasse a velocità sostenuta. La perdita di controllo forse per evitare un ostacolo comparso all'improvviso davanti al motociclista.
La moto è stata rimossa e la viabilità ripristinata con l'aiuto dei vigili del fuoco. Lasciamo adesso questa ampia pagina dedicata purtroppo alle tante vittime della strada, ma non lasciamo la cronaca perché è stato dato un nome al cadavere che era affiorato nel canale della Laguna di Venezia la scorsa notte, come abbiamo raccontato nella prima edizione del nostro telegiornale, ed è un nome molto noto nel veneziano, quello di Andrea Rizzi, 50 anni, fratello di Maurizio e Massimo, uccisi dalla banda di Felice Maniero. E avvolta nel giallo la morte di Andrea Rizzi, 50 anni, fratello di Maurizio e Massimo, uccisi dalla banda della Mala del Brenta di Felice Maniero. Ad accorgersi del suo corpo che galleggiava a cadavere vicino al ponticello della pescheria la notte scorsa, intorno all'1:30, in Rio delle Beccarie, vicino all'hotel all'orologio, 2 turisti inglesi di rientro da una passeggiata che hanno subito dato l'allarme avvisando il portiere di notte. È stato quest'ultimo a chiamare i soccorsi allertando i carabinieri. Sono stati i vigili del fuoco a portare a riva il cadavere, la cui identificazione è arrivata soltanto in queste ore, visto che Rizzi era sprovvisto di documenti. I militari sono riusciti a identificarlo grazie alle impronte digitali. Andrea Rizzi era infatti un pregiudicato. Nel 2016 era finito in manette per estorsione e per poche centinaia di euro non restituite. Tra le cause della morte nessuna ipotesi è esclusa al momento dagli inquirenti, nemmeno quella di una caduta accidentale o di un malore, visto che Rizzi non presentava lesioni di alcun tipo. Non si esclude comunque nemmeno quella di un vecchio regolamento di conti tra ex della banda di Felicetto Maniero. Sarà l'autopsia a stabilire con esattezza le cause del decesso. I carabinieri stanno passando al setaccio le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire gli ultimi momenti di vita dell'ex malavitoso. Ed è un giallo anche la morte di una ragazza di appena 19 anni trovata senza vita questa mattina nella sua camera dai genitori. Si chiamava Anna Boscolo-Berto, studentessa universitaria a Padova. La ragazza viveva a Sottomarina, come dicevamo, aveva trascorso la serata insieme ai suoi amici. Quando è rientrata nella notte si è messa a letto senza che i genitori la sentissero rincasare. Questa mattina la tragica scoperta è quando i familiari, pensando che stesse dormendo profondamente, hanno cercato invano di svegliarla. Subito allertata dagli stessi genitori, la polizia, che ha eseguito un sopralluogo nell'abitazione, in queste ore sta sentendo gli amici della 19enne per ricostruire le sue ultime ore di vita. Su disposizione della Procura di Venezia sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte, per la quale non si esclude un malore o peggio nemmeno una overdose. Ancora la cronaca adesso, la cronaca ancora del veneziano, con una falsa accusa di violenza sessuale a un professionista veneziano, denunciata per questo una giovane donna dell'Est. L'incubo giudiziario per un ingegnere 50enne veneziano, celibe incensurato, è cominciato lo scorso 28 aprile, quando una 27enne ungherese lo ha accusato davanti ai carabinieri di aver provato a violentarla dopo averla minacciata con un coltello e tenuta sequestrata per 2 ore. Nulla di tutto questo è risultato vero. Le indagini dei militari, grazie anche alla visione di oltre 100 ore di registrazioni di diverse telecamere di sorveglianza, hanno confermato la versione dell'uomo, che si era limitato a invitarla a cena in un ristorante e a pagarle un pieno di benzina. Quando però si è rifiutato di consegnarle i 500 euro che lei gli chiedeva, la ragazza ha deciso di inventarsi la falsa accusa anche per motivare la lunga assenza di fronte al compagno. L'indagine per tentata violenza sessuale e sequestro di persona è stata archiviata, la giovane è stata denunciata per calunnia aggravata. Si tinge di giallo la vicenda di una società di brokeraggio assicurativo sparita nel nulla nel Padovano, coinvolti parecchi enti pubblici come il Comune di Padova e anche di Campo San Piero. Chiusa la società di assicurazione, licenziati tutti i dipendenti. Spariti nel nulla per ora circa 200.000 euro. Ci sono anche alcuni enti pubblici come il Comune di Padova e quello di Campo San Piero, corsi al riparo con veloci delibere, coinvolti nella sparizione di una società di brokeraggio. Alla nota azienda, che da qualche tempo in città non ha più una sede, Palazzo Moroni aveva affidato la gestione delle polizze di dirigenti e amministratori che si tutelano nell'ambito della loro attività. Una situazione precipitata nel giro di pochi mesi, tanto che dal 2 agosto il contratto è stato sciolto. Nessun rischio per il Comune, spiega l'assessore Diego Bonavina. Allo Stato credo che non ci siano dei pericoli imminenti, nel senso che i LOIS coprono
coprono l'assicurazione in forza di un disposto contrattuale. Adesso per avere la certezza dobbiamo aspettare questa comunicazione dalla Lloyds di Londra e direi che nell'immediato forse non ci saranno ripercussioni, quindi siamo tranquilli e siamo coperti. Certo è che veramente bisogna stare con le antenne sempre allerta. Non solo il comune di Padova tra gli enti coinvolti, anche il comune di Campo San Piero ha dovuto rescindere il contratto in questi giorni. Intanto a Palazzo Moroni si prepara un nuovo bando. Noi adesso dobbiamo semplicemente fare un bando, perché essendo un'amministrazione pubblica, per ricercare un nuovo partner di questo livello dobbiamo chiaramente indire un bando pubblico a cui potranno partecipare tutti. Dopo ovviamente la migliore offerta sarà il nostro partner per i prossimi anni. L'unica cosa di negativa in questa situazione è che adesso la gestione dei sinistri sarà in capo direttamente al comune, non tramite gli uffici del broker. Questo è un fastidio abbastanza grosso che come comune di Padova dovremo sopportare. Intanto, sempre nel Padovano, continuano le ricerche della 59enne impiegata scomparsa da più di una settimana. È ancora avvolta nel mistero la sparizione di Anna Fasol, l'impiegata di 59 anni di Cittadella che manca da casa da più di una settimana. Una bella abitazione, un lavoro stabile, una figlia che le ha dato grandi soddisfazioni, insomma nessun motivo, almeno all'apparenza, niente che possa giustificare la decisione di uscire di casa, saltare un appuntamento di lavoro, staccare il telefonino e allontanarsi. Le indagini degli investigatori non escludono nessuna pista. I carabinieri ieri mattina si sono presentati davanti alla villetta dove l'impiegata abitava col marito per controllarla da cima a fondo. Dalla perquisizione disposta dal sostituto procuratore Giorgio Falcone non sarebbe emerso nulla di particolare, nessuna traccia che possa ricondurre a un'eventuale morte violenta. Ma che fine ha fatto allora Anna Fasol? Perché se n'è andata? C'entra qualcosa l'ammanco di denaro registrato dalla ditta per la quale la 59enne lavorava? Tanti i lati oscuri di questa vicenda e per questo è stata avviata anche un'indagine bancaria disposta sempre dalla procura per scandagliare i conti correnti sui quali la donna poteva operare. E nel tardo pomeriggio di oggi si è appreso che la Prefettura di Padova ha disposto l'avvio delle ricerche di Anna Fasol da parte dei Vigili del Fuoco. Nelle prossime ore verrà setacciata la zona tra la stazione ferroviaria di Cittadella e l'abitazione della donna. Al momento non è previsto l'intervento dei cani molecolari, ma non è escluso che possano essere impiegati già domani. Quindi una ricerca che continua e diventa anche una ricerca con i vigili del fuoco, quindi potrebbe esserci anche un'ipotesi ben più tragica rispetto a una eventuale fuga con dei soldi. Vedremo nelle prossime ore. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta al telegiornale del Veneto per tornare a parlare del crack delle popolari venete, perché ieri è arrivata una buona notizia da Roma, dal Senato, un emendamento che posticipa al 31 ottobre la possibilità di attivare il cosiddetto fondo di ristoro per i risparmiatori truffati. Torna in pista il fondo di ristoro per i risparmiatori truffati dalle banche. Approvato in Senato all'unanimità un emendamento inserito nel milleproroghe che posticipa il termine di scadenza per l'attivazione del fondo al 31 ottobre. L'emendamento proposto dal senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi è stato approvato all'unanimità. Ora dovrà passare alla Camera, ma l'unanimità del voto al Senato fa supporre che il passaggio non dovrebbe presentare ostacoli. Poi, entro quindi la fine di ottobre, il governo dovrà varare il decreto necessario sbloccare il fondo già coperto dalla legge di bilancio 2018. Molte famiglie in Veneto ricominciano a sperare di poter recuperare almeno parte del denaro perduto. Una vittoria della buona politica, ha detto Andrea Ferrazzi commentando l'unanimità del voto. Ora bisogna fare presto. Questo provvedimento riguarda certamente molte banche in tutta Italia, ma riguarda soprattutto le due grandi banche del Veneto, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, perché l'epicentro di questa vergogna nazionale è stata la mano gestio delle banche venete e anche l'omesso controllo. E si pone una parola fine, si pone un termine chiaro che è quello del 31 ottobre, oltre a quello non si può andare per la predisposizione del decreto in modo tale che il fondo già coperto
dal governo precedente di 100 milioni di euro possa essere messo a disposizione per la tasca di tutti i risparmiatori traditi. Una notizia singolare che viene da Vicenza: hanno fatto sesso all'aperto in centro storico, ma sono stati ripresi dalle immagini della videosorveglianza e poi sanzionati con la cifra di 10.000 euro a testa. Protagonisti della vicenda due ragazzi di poco più di 20 anni, lei vicentina e lui romeno, senza fissa dimora, già note le forze dell'ordine. A mettere i verbali è stata la polizia locale del capoluogo berico. L'episodio risale alle 4 di questa mattina. Appunto le agenti della polizia locale hanno visionato le telecamere presenti in via Corizia, a ridosso di piazza Duomo, e quindi hanno scoperto i due giovani, riconosciuti dagli agenti che si occupavano dai servizi antidegrado perché più volte segnalati e multati per bivacco e altre violazioni al regolamento di polizia urbana. Una, diciamola così, una bravata, anche se focosa, quella dei due giovani, e bravata purtroppo che finisce spesso in dramma è quella di chi si tuffa dagli scogli, si tuffa dai pontili nelle spiagge. Allora oggi è partita da Jesolo la campagna dell'ULSS 4 per contrastare questi episodi, e c'è stata anche una dimostrazione di come si salva la vita sulle spiagge. Il cartello vicino al pontile parla chiaro: pericolo, vietato tuffarsi, ripetuto anche in inglese, ma alle volte non serve a nulla. Capita che qualche turista lo ignori. Il fondale a lato dei pontili in realtà è molto basso e gli incidenti, spesso gravissimi con ragazzi rimasti paralizzati, sono frequenti. Quest'anno a Jesolo i feriti per colpa di un tuffo ammontano a 4. Ecco allora che l'ASL 4 ha deciso di far partire una campagna di sensibilizzazione sui rischi dei tuffi dai pontili. È importante far capire, in particolare ai più giovani, come certi comportamenti, magari fatti senza pensare, possono avere delle conseguenze che si pagano per il resto della vita. Questo fenomeno che interessa soprattutto giovani, giovanissimi e anche, soprattutto dei paesi dell'est che non conoscono il nostro mare. Tuffarsi da un pontile a quell'altezza là vuol dire rischiare la vita, vuol dire passare la vita in una carrozzina per il resto dei propri giorni. Sempre nell'ottica della prevenzione è andata in scena una dimostrazione sull'efficacia della rete di soccorsi sulla spiaggia e in mare in caso di emergenza. In spiaggia sono andate in scena 2 simulazioni: il soccorso ad una persona colpita da arresto cardiaco da parte del personale addetto al salvataggio di Jesolo Turismo, prontamente rianimata con utilizzo del defibrillatore e affidata alle cure del SUEM. Poi l'intervento della Guardia Costiera con recupero di una persona colta da un malore in alto mare e affidata ai bagnini per il trasporto a riva, per essere quindi presa in carica a terra dal personale del SUEM e, una volta stabilizzata, trasferita in ospedale per le cure del caso. In questo sistema la Guardia Costiera è attiva e opera 24 ore su 24 con unità e personale altamente qualificato per prestare soccorso in mare e affidare il malcapitato alle cure del 118 grazie ad un protocollo d'intesa che qui in Veneto è stato siglato con le ASL. In caso di emergenza in mare comunque è importante chiamare il numero blu 1530, che è un numero gratuito che può essere raggiunto sia da cellulare che da rete fissa. E con queste immagini, con questo monito anche che ripetiamo, non tuffatevi, non rovinatevi la vita, ci salutiamo, vi lascio alle previsioni del tempo. È tutto dal Veneto, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Bellissima giornata sulle nostre regioni, quasi del tutto assenti le precipitazioni. Nel dettaglio sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque, sarà dunque una splendida giornata, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque grazie alla costante presenza dell'alta pressione africana. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 35 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà asciutto e stabile, con ampio soleggiamento su tutti i settori, sempre grazie all'anticiclone africano. Le temperature minime saranno comprese tra 20 e 21 gradi, le massime invece oscilleranno tra 32 e 35 gradi circa. Infine, la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige.
Prosegue il bel tempo un po' su tutta la nostra regione, con ampio soleggiamento ovunque. Qualche temporale, tuttavia, sarà possibile, specie al pomeriggio, sui settori alpini di confine. Sempre bel tempo altrove. Temperature minime tra 18 e 19 gradi. Valori massimi compresi invece tra 33 e 35 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.